Eccolo lì, Bortoin, Bortoin. Buongiorno, buongiorno. Allora, Bortoin, lei ci ha chiamato perché voleva denunciare un fatto che le è capitato durante il periodo di quarantena, che tra l'altro ancora sussiste. Sì, perché 2 o 3 giorni fa sono andato sul campo a seminare i pomidori e ci sono andato di corsa e ero in ritardo perché la luna è crescente, ormai sono in ritardo. E allora, che è successo? È successo che ho visto uomini che mi correvano e ho detto, sti qua, i cue che vogliono incularmi, i cue. Allora, chiariamo che cue in dialetto veneto significa gay, vero? No, sentite, non sta a cominciare a parlare di fissie. Parla come che ti ha insegnato mare, disi do riccioni. No, un momento, adesso lei si prende la responsabilità di quello che dice. Lei ha qualcosa contro gli omosessuali, per caso? Sono contento più che femmine che seppano altri. Simpaticissimi, basta che non mi metta la mano sul culo, tu capisci? Ecco. Non sia volgare, ma ci dica cosa è successo, insomma. È successo che alla fine sti qua mi minaccia perché con tutti questi attrezzi non potevo correre oggi, insomma, ecco. Vabbè, l'hanno presa e che le hanno fatto? E mi ha detto, ma lei va a fare jogging? E mi dico, cosa io sto jogging? A ciocca, quei petussi, a jogging. Ma no, volevano dire jogging in inglese, significa la corsa, volevano sapere se va a correre. No, sta attento, non sta a parlare di fissie, parla come che ti ha insegnato male, hai capito? Ecco, io devo andare a correre sul campo per andare a lavorare, tu capito? Sai cosa che mi ha detto? No, ci dica. Ecco, mi ha detto, ma lei non fa lo smart working? E mi ha detto, è smart che? A smart mi ha detto, il trattore per andare sul campo, no? A smart. Ecco. Insomma, alla fine poi cosa le hanno fatto? I miei inquia. Allora erano veramente 2 cule, come diceva lei, insomma. Ma no, i miei inquia, perché mi correndo sono finiti su un altro comune, sono scomunicato, tu capito? Ma l'ordinanza in Veneto prevede che si possa uscire dal comune, mi pare? Sì, se ti hai una seconda casa al mare in montagna o se ti hai una barca e 15 metri, se ti sei un po' rocano come me, ti tocca star a casa, caro.